morto il 24enne di Moriago della Battaglia che si trovava nell'auto schiantatasi contro un albero 8 giorni fa, famiglia distrutta. Il dolore degli amici, per noi era un fratello. Nel pomeriggio a Marino lo straziante addio alla 19enne morta nello scontro di Godega, la lettera della mamma: non piangere, non sentirti sola, continuerò a farti un regalo per ogni compleanno. Femminicidio di Vanessa Ballani, il 40enne kosovaro accusato del delitto, ha reso dichiarazioni spontanee in una lettera alla procura: non volevo ucciderla, dice. Sfuma il sogno di Treviso, capitale della cultura 2026, il titolo va all'Aquila. Stamattina l'annuncio del ministro Sangiuliano che sottolinea decisione unanime della giuria. Ce l'abbiamo messa tutta, questo è solo un punto di partenza, dice il sindaco Conte, fair play dell'opposizione che fa comunque i complimenti alla giunta, ma si annida il sospetto di una decisione politica. E a Vittorio Veneto Fratelli d'Italia strappa prima che la Lega si chiarisca al suo interno dopo il caso di Darè. I meloniani presentano il loro candidato, pronti se necessario a correre da soli. Sempre a Vittorio Veneto, nella notte rogo devasta una libreria per bambini, per la titolare amarezza ma anche voglia di ripartire. Tutto pronto a Ponte Dante per il processo a Vecia, la tradizionale diretta su Antenna 3 subito dopo il nostro telegiornale. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca ad aprire questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, perché non ce l'ha fatta il ragazzo, il 24enne Semir Oloman, morto oggi dopo 8 giorni di agonia. Si era schiantato con la propria auto contro un albero. C'è il dolore di una famiglia e di un'intera comunità. Noi eravamo come dei fratelli, cioè noi fai conto ogni sera dopo il lavoro ci trovavamo sempre qua da lui nel garage e stavamo un po' insieme a bere 2 birrette, fare 2 chiacchiere, giocare alla play, comunque eravamo sempre insieme, però è stato portato via. Non ce l'ha fatta Semir Oloman, 24 anni, vittima dell'incidente in cui è stato coinvolto in via degli Arditi a Moriago della Battaglia la notte tra il 5 e il 6 marzo. Lo schianto violento a tarda notte contro un albero. Gravissime sin da subito le condizioni di Semir, trasportato in elisoccorso all'ospedale di Treviso. Dopo 8 giorni di agonia, di lotta tra la vita e la morte, il cuore di Semir ha smesso di battere. Samir era un ragazzo allegro, sempre sorridente, sempre simpatico, non rompe le scatole, però è successo quel che è successo e siamo tutti un po' giù. Nato a Vidor, la famiglia originaria della Macedonia, arrivata in Italia alla fine degli anni 90. Una famiglia chiusa nel dolore e nel riserbo. Un via vai di amici e parenti per tutta la giornata nella casa di via Roma, a 2 passi dal municipio. Il cordoglio del sindaco, cui la famiglia ha demandato il compito di farsi portavoce del loro momento di lutto. L'ultima volontà di Semir: donare gli organi. Era stata proprio una volontà del ragazzo che nell'ultimo rinnovo della sua carta d'identità aveva deciso appunto di fare questa scelta che io posso condividere, comunque è un bellissimo gesto. La notizia della morte del giovane ha profondamente scosso anche Sandro e Stefano Spagnol, titolari del mobilificio di Mosnigo in cui il giovane lavorava. Abbiamo sperato fino all'ultimo che riuscisse a riprendersi, fanno sapere dall'azienda. Per noi è stato un colpo basso, lo ricordiamo come un gran lavoratore, sempre disponibile. Il lavoro è arrivato dopo aver frequentato l'istituto Scarpa di Conegliano nell'indirizzo elettronico. Il padre ha a lungo lavorato per un'impresa edile, la madre in un'azienda agricola della zona. Semir lascia un fratello e una sorella più piccoli. Nel pomeriggio l'addio di un'intera comunità, quella di Marino di Piave, a Marica, Loprese, la studentessa 19enne morta sabato sera nel tragico schianto di Pianzano a Godega di Sant'Urbano. È stata letta dall'altare una lettera scritta a Marica dalla madre, un addio davvero straziante.
La chiesa di Santa Maria a Mareno non riesce ad accogliere le tante persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta Marica. Ci sono i compagni di scuola dell'istituto Marco Fanno di Conegliano, gli amici di sempre e poi tanti cittadini, tutti stretti intorno a mamma Sonia, papà Roberto e al fratello Fabio. Fuori dalla chiesa un grande striscione, un cuore rosso e un ciao Marica che la comunità di Mareno le ha voluto dedicare. Ad officiare la cerimonia Don Walter Gatti, precedente parroco di Santa Maria, che ha conosciuto bene Marica, condividendo con lei 12 anni di attività in parrocchia. Resta lo sconcerto di fronte ad una tragedia che al nostro pensiero è inaccettabile, che lascia profonde ferite nel nostro animo e che costituisce una dura prova anche per la nostra fede. Toccante la lettera che mamma Sonia ha voluto dedicare alla sua Marica. Quando ti prendevo un regalo ti scrivevo un bigliettino per dirti quanto ti volevo bene. Ti prometto che continuerò a farlo ogni tuo compleanno e le conserverò nel tuo cassetto in camera e nel mio cuore. Sei stata una figlia meravigliosa, eri e sarai per sempre la nostra principessa. Sin da piccola mi hai aiutata in tutto. Avevi solo 19 anni, ma eri già una donna. Siamo orgogliosi di te e lo saremo sempre. Marica, sei stata la gioia più grande della mia vita, della nostra vita. Io e papà ti abbiamo desiderata tantissimo. Marica, amore mio, piccolina mia, non aver paura, non sentirti sola, non piangere più, non sentirti abbandonata. La mamma è sempre qua che ti abbraccia, ti tengo stretta. Sono poi le compagne dell'asilo e gli amici della quarta A salutare così Marica. Non so come ringraziarti per avermi insegnato il vero significato dell'amicizia e della lealtà. Ti sarò per sempre riconoscente per la tua vicinanza e presenza costante. Continua a sorridere dalla sole, brilla con tutta la tua luce, stellina mia. Io qua giù cercherò di realizzare i miei sogni anche per te, per renderti fiera ed orgogliosa di me. Sei speciale, non dimenticartelo, ti voglio bene tua Chiara. Sei una ragazza dolce, con un cuore immenso, una ragazza che riesce a trasmettere felicità con una semplice risata, che nessuno di noi dimenticherà mai. Una risata contagiosa, una di quelle che anche se gli altri non sapevano il motivo per cui ridevi, sentendola ridevano anche loro con te. Al termine della funzione gli amici si sono stretti intorno al feretro, lasciando volare in cielo palloncini bianchi e rosa per il loro ultimo saluto a Marica. E domani alle 15 nel campo di rugby di Villorba sono previsti i funerali di Leonardo Floriani, il 24enne giocatore morto il 7 marzo, stroncato da un malore improvviso in casa. L'autopsia ha rivelato che Leonardo è deceduto per cause naturali. Ci vorranno ora almeno 3 mesi per conoscere però con esattezza cosa possa aver provocato questo decesso. Leonardo era stato trovato in affanno dal fratello più giovane, subito soccorso da mamma e papà che a turno avevano praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dei sanitari. Domani dunque alle 15 l'ultimo saluto di Villorba e del mondo del rugby. Parliamo adesso del femminicidio di Vanessa Ballan. Bujar Fandaj, accusato dell'uccisione della donna a Riese di Pio X, ha reso spontanee dichiarazioni. Lo ha fatto in una lettera. Bujar Fandaj, l'imprenditore quarantenne di origine kosovara, ha preso carta e penna ed ha scritto alla procura dichiarazioni spontanee sulle quali ora sono scattati gli accertamenti. Verrà passata a setaccio ogni affermazione, anche attraverso verifiche testimoniali. È la prima volta, dopo quasi 2 mesi dall'efferato delitto, che l'uomo ha deciso di dire la propria verità. Non ci sarebbe stata l'intenzione di uccidere la donna, come invece ha ipotizzato l'accusa, contestandogli l'omicidio volontario pluriaggravato. Oltre 3 pagine per raccontare e ricostruire quel terribile 19 dicembre, quando ha fatto irruzione nella casa di Vanessa, che la vittima condivideva con il compagno e il figlio di 5 anni. La versione di Fandaj qui sarebbe chiara: non voleva uccidere, ma chiarire quella storia che lui non voleva lasciare andare. Lei, incinta, aveva deciso di continuare la propria vita con il compagno, ma Fandaj non accettava la fine della relazione. Sarebbe dunque andato presso la casa della 26enne per parlare, dopo aver scavalcato la recinzione perché probabilmente sapeva che lei non avrebbe voluto
discutere più con lui, ha fatto irruzione scassinando una porta-finestra. Vanessa se l'è trovato davanti, nulla ha potuto fare per difendersi, forse ad innescare la furia omicida, una lite e poi i colpi che hanno annientato la giovane colpita più volte con un coltello. Secondo le indagini, dopo la rottura definitiva della storia, Fandai avrebbe iniziato a perseguitare Vanessa fino a minacciarla di far vedere un video di un momento intimo fra loro due. Da qui la querela di Vanessa presentata il 25 ottobre e poi l'escalation delle persecuzioni fino al drammatico omicidio. Dopo le dichiarazioni di Nordio, che sull'operato della procura ieri ha detto nessuna incuria nei doveri da parte delle autorità competenti, il procuratore di Treviso Marco Martani ha aggiunto: dopo la denuncia che riguardava il ricatto attraverso il video, la magistratura aveva fatto immediatamente eliminare quelle immagini, impedendo così ogni altro tentativo di minaccia. Nessuno avrebbe mai pensato potesse arrivare ad armarsi ed uccidere. C'è poi un altro delitto, il delitto Ceschin, con la Procura della Repubblica di Treviso che ha preso DNA e impronte di José Luis Mateo Garcia, accusato di aver ucciso materialmente la 72enne e arrestato a Vendrell, cittadina a circa 70 km da Barcellona in Spagna. L'uomo, che alcuni giorni fa durante l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere, rimane in carcere a Belluno. Il terribile delitto era avvenuto a Conegliano nell'abitazione della donna trovata morta lo scorso 24 giugno. Per questo omicidio sono già in carcere a Treviso altri dominicani, Sergio Luciano e Juan Maria Guzman, mentre quello che è considerato il mandante del delitto, l'ex marito della vittima Enzo Lorenzon, 79 anni, si trova in una casa di riposo per gravi problemi di salute. Voltiamo decisamente pagina ai temi dell'attualità, perché sfuma il sogno di Treviso, quello di diventare capitale italiana della cultura per l'anno 2026. Questa mattina la proclamazione a Roma dell'Aquila, il capoluogo abruzzese. Ce l'abbiamo messa tutta, dice il sindaco Conte, ma si annida un terribile sospetto. Il giudizio è eccellente, pertanto la giuria all'unanimità raccomanda come capitale italiana della cultura 2026 la città dell'Aquila. Tanto l'applauso in sala Spadolini a Roma è scrosciante, quanto la delusione a Treviso è cocente per la mancata proclamazione a capitale italiana della cultura 2026, obiettivo per cui Casugana aveva schierato il meglio della trevigianità, dall'arte alla musica, dal teatro al cinema. Ma dalla capitale il sindaco Conte mantiene alto il morale delle truppe. Noi ce l'abbiamo messa tutta, ha vinto l'Aquila, faccio i complimenti alla città dell'Aquila, però ci tengo anche a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all'elaborazione di questo dossier importante, che per noi sarà comunque un punto di partenza. Analogo il commento del presidente Luca Zaia: non aver vinto non nega la bontà delle sinergie messe in atto, dice. Mantiene la linea il vice sindaco Manera, che non esclude nuove candidature. Certo, vive i campanili ma non i campanilismi, quindi Treviso ha una grande dimensione ed è stata mostrata tutta la sua bellezza. Poi ha vinto l'Aquila e a volte si vince, a volte si perde. La stessa opposizione in Consiglio Comunale con il PD fa i complimenti a Mario Conte per l'impegno e si dice pronta a collaborare per nuovi obiettivi, ma si annida un sospetto, soprattutto dopo la vittoria del centrodestra alle regionali in Abruzzo di domenica, con l'esploit di Fratelli d'Italia proprio all'Aquila. È possibile, e questo è quello che girava anche un po' nelle preoccupazioni anche degli amministratori locali, degli assessori leghisti con cui ci eravamo confrontati in questi giorni. È chiaro che il pericolo principale era l'Aquila, l'avversario principale da battere, e sicuramente perché aveva fatto un dossier meritevole, ma anche perché era dello stesso partito del ministro della cultura e del presidente del Consiglio. No, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Lei non ha nessun terribile sospetto? No, assolutamente. Poi l'Aquila, diciamo sinceramente, ha anche bisogno un pochettino di questo ruolo per rilanciare la sua funzione dopo purtroppo il terribile terremoto, quindi secondo me se non dovevamo vincere noi, viva l'Aquila. Dopodiché c'è anche un'altra valutazione: noi siamo pronti a sostenere una nuova candidatura, dopodiché ci aspettiamo un maggior ascolto e una maggior condivisione da parte del sindaco, perché magari la prossima volta, lavorando più di squadra, si possono ottenere risultati migliori.
Ed è sicuramente una questione politica quello che sta avvenendo a Vittorio Veneto dopo lo tsunami azionato da Gian Antonio Darè. C'è un nuovo strappo, quello di Fratelli d'Italia. Attenderemo ancora e speriamo in un tavolo di definire la quadra dei candidati, che venga scelto il meglio, però se alla fine non ci sarà una quadra siamo pronti a tutto. Anche a correre da soli. Anche a correre da soli. L'accelerazione di Fratelli d'Italia non è ovviamente un caso e arriva nei giorni in cui all'interno della Lega si vive un vero e proprio psicodramma, con i meloniani che non sono disposti ad attendere gli alleati nelle decisioni di Gian Antonio Darè in fase di espulsione dal Carroccio, anzi dicono si è aspettato fin troppo. Diciamo da un po' di mesi che mi sono incontrato appunto col segretario della città di Vittorio Veneto, Parrella della Lega, e più volte ho sollecitato: decidete tra un candidato e l'altro, erano due, Giovanni Braido e l'altro candidato vice sindaco Posocco, però purtroppo siamo andati avanti un po' troppo con i tempi e ho deciso di prendere assieme agli iscritti posizione e finalmente proporre anche il nostro candidato. Ecco quindi Fabio Denardi, imprenditore 45enne, è lui il nome ufficialmente sul tavolo di una trattativa che si preannuncia in salita. È un nome importante, giovane, professionalizzato, che sia e possa essere un nome rappresentativo per la città, nell'ottica di dare al centrodestra un'alternativa importante e che consenta alla città di Vittorio Veneto di rimanere una città amministrata dal centrodestra. Il Carroccio locale intanto attende le mosse di Darè, che nelle prossime ore rientrerà da Bruxelles e potrebbe annunciare la creazione di una lista da capire se fuori o dentro il centrodestra, di sicuro parallela a quella Lega che lo sta espellendo. Io spero con tutto il cuore che il centrodestra sia unito, perché dimostra nelle altre regioni, nelle altre città dove il centrodestra è unito, è vincente. Rimaniamo a Vittorio Veneto, ma per la cronaca un rogo nella notte ha distrutto l'interno di una libreria, migliaia di volumi sono andati in fumo. È divampato un incendio, fortunatamente avevamo un piccolo buco creatosi per un sasso che era saltato sul vetro, quindi i vicini sopra hanno sentito l'odore del fumo, hanno avvisato i vigili del fuoco che sono arrivati e poi mi hanno chiamato a casa. È stata una nottata concitata in Galleria 4 Novembre a Vittorio Veneto, dove solo l'arrivo tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Nessun ferito, nessun problema statico, ma migliaia di libri andati letteralmente in fumo, tra gli 8 e i 10.000 volumi, tutta letteratura per l'infanzia. La titolare Vera Salton, fin dal primo mattino, ha deciso di tappezzare la vetrata con dei cartelli, come a voler tutelare quel luogo che per molti piccoli lettori deve restare di magia. Noi abbiamo scelto di far ricordare a tutti, ai bambini soprattutto, com'è la libreria, il cui cuore è quello che avete visto fino a ieri, e di preservare tutti quanti da quella che è in realtà fumo, catastrofe e una parte brutta che rovinerebbe il ricordo di tutti quanti, mentre appunto se dobbiamo trovare la meraviglia la troviamo nelle storie. L'incendio sarebbe di natura accidentale, anche se resta da capire esattamente quale sia stata la fonte di calore che ha innescato il rogo. Certa invece la catena di solidarietà che immediatamente ha travolto Vera e la sua libreria per ragazzi. Tanti gli attestati di vicinanza, anche dei colleghi commercianti. È stato veramente un colpo, non me lo aspettavo, quando sono arrivata io non sapevo niente, sì. Le sono vicino, sicuramente. Sì, questa mattina insomma ci siamo un po' abbracciate per Astana, insomma, un po' vicine. Più di tanto non possiamo fare, insomma. Vi siete comunque messi a disposizione? Certo, se hanno delle necessità siamo qui per il poco che possiamo fare. Speriamo di ripartire, abbiamo scelto di ripartire mettendo i manifesti che avevamo fatto poco tempo fa con quella frase di Roald Dahl che dice che la magia si trova e la meraviglia si trovano nei posti più impensati, basta guardarla, e quindi la meraviglia di oggi è la quantità di persone che ci sono solidali. I temi della pubblica sicurezza ci riportano a Treviso, ci sono i numeri dell'operazione Quartieri Sicuri, a darli il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo.
In totale sono state 150 le operazioni che si sono svolte in tutti i quartieri di Treviso e 250 le persone che sono state identificate, 20 delle quali sono state poi deferite all'autorità amministrativa in quanto trovate in possesso di sostanza stupefacente. È il bilancio della polizia locale ad un anno dall'inizio dell'operazione Quartieri Sicuri. Una risposta concreta anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, collaborazione di fondamentale importanza perché permette di effettuare controlli mirati in quelle aree dove si possono verificare situazioni di spaccio di stupefacenti, fa sapere il comandante Andrea Gallo. Operazioni degli agenti di polizia che hanno portato a termine anche una serie di controlli e interventi sulle zone in cui erano state segnalate attività di spaccio in via Terraglio a San Zeno e alcune zone del quartiere di San Liberale. Gli agenti del nucleo di pronto intervento, supportati dall'unità cinofila con il cane antidroga Luca, hanno intercettato 2 uomini in possesso di dosi di hashish. Per questo i 2 soggetti sono stati segnalati all'autorità amministrativa. E proprio all'indomani della notizia della chiamata da parte del sindaco Conte ai consoli delle comunità straniere attorno a un tavolo per favorire l'integrazione e cercare di arginare gli episodi di violenza e microcriminalità, la polizia locale rende noto che è già in programma un rafforzamento della presenza di uomini e pattuglie in piazza Borsa, soprattutto negli orari di chiusura dei negozi, e una presenza sistematica nella zona del sottopasso ferroviario a seguito delle segnalazioni di situazioni di insicurezza da parte dei cittadini. E sempre a proposito di baby gang, aggressioni in casa, furti e rapine, c'è un'iniziativa a Zero Branco, una serata per promuovere l'autodifesa. Si rivolge a tutti, in primo luogo alle donne, ma possono essere anche casi di ragazzi, per esempio, vittime di bullismo, a tutti coloro che possono nella loro vita trovarsi in una situazione di incorrere in aggressioni. La consapevolezza di avere degli strumenti per difendersi può dare alla persona maggiore sicurezza. Come comportarsi in caso di aggressioni, teoria ma anche pratica. Racconta molto dei tempi che stiamo vivendo la serata informativa che mercoledì prossimo si terrà a Zero Branco con l'esperto di autodifesa Roberto Spano. A organizzarla il Comune con l'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato e la Commissione Intercomunale Pari Opportunità. L'obiettivo è quello di limitare i danni, di imparare quei piccoli trucchi che possono consentire alla persona di difendersi fisicamente, difendere la propria incolumità in caso di aggressione da parte di estranei, di malintenzionati, che siano aggressioni in casa, che siano aggressioni di genere, che siano aggressioni in qualsiasi campo. Baby gang, bullismo, violenza di genere, ma anche ladri e rapinatori. Non si tratta di farsi giustizia da sé, precisa D'Angelo, ex generale da tempo impegnato in progetti di sicurezza partecipata. La serata in sala consiliare è aperta a tutti, con l'invito a vestirsi comodi. Io mi sto interessando da anni al discorso della sicurezza partecipata e del controllo di vicinato. La sicurezza è un qualcosa che riguarda tutti, non possiamo solo delegarla agli altri. Ognuno deve fare quello che può per rendere più sicura la propria esistenza, la propria casa, la casa e l'esistenza dei propri vicini. La sicurezza deve essere un patrimonio condiviso della collettività. Voltiamo decisamente pagina, ci colleghiamo a Treviso dove è la volta buona finalmente. Dopo 2 rinvii torna la tradizione e torna Lucio Zanato. Buonasera Lucio da Treviso con Alberto Pivetta. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Non avete idea di quanto sono felice di essere qui questa sera, perché stavo facendo un conto con Renato Capoia, che è alla regia e che è un veterano. Sono ormai 15 anni che noi facciamo le dirette qui dal Ponte Dante, dove a Sile Cagnan s'accompagna, ovvero il ponte dedicato a Dante Alighieri, e perché Dante Alighieri ha dedicato quest'ansa del Sile proprio all'interno del Paradiso, insomma nella Divina Commedia. Giusto per fare un appunto sul fatto che oggi Treviso non è stata definita capitale della cultura, capitale italiana della cultura, ma probabilmente è colpa della duchessa Marietta Marinaio, ovvero la primatista delle promesse poco mantenue, che poi sarebbe la signora che vedete appesa sopra proprio all'ansa del Sile. Non so se riusciamo a vederla con l'altra camera, perché questa sera noi ve la facciamo vedere per l'ennesima volta, quindi dopo 15 anni ancora una volta in diretta, tutto il processo e anche il rogo della vecchia. Allora velocemente, perché so che devo dare la linea al telegiornale, perché poi alle 20:10
15 la riprendiamo noi da qui e facciamo una lunga cavalcata fino alle 22:15 raccontandovi un po' tutto, sentendo la gente, le aspirazioni e poi naturalmente sentendo le accuse. Allora proprio per questo siamo vicino a vostro onore, ovvero il pubblico ministero, ovvero Checca Busona della famiglia dei Ciccarotti al secolo Tatiana Pellizzer. Pubblico ministero. Allora questa qua intanto è una settimana alla scapolata. Sì, per fortuna questa settimana c'è bel tempo, però c'è da dire che io sono arrabbiatissima per aver rinviato la veccia ad oggi, perché ci siamo persino persi il titolo di città della cultura che è andato all'Aquila. L'avvocato per questo, altro che dare i fazzoletti a me, glieli do io a lui per piangere. Quindi prontissima con le accuse? Arrabbiatissima, prontissima, carichissima. Quindi però noi non spoileriamo Cristian, perché altrimenti sennò è tutto fatto. Però ci sono tante cose da seguire insieme, dalle 20:10 in diretta su Antenna 3, a te la linea. Grazie Lucio, grazie Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica, grande e spettacolo quindi fra pochissimo su Antenna 3, ma noi torniamo alla cronaca, all'attualità. Dosson di Casier entro il 2025 ospiterà una delle case di comunità programmate dalla Regione del Veneto per creare una nuova tipologia di struttura sanitaria territoriale. La posa della prima pietra è avvenuta questa mattina alla presenza del direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi e dell'assessore regionale Lanzarina. L'opera ha un costo complessivo di 2.720.000 euro, parte finanziati con i fondi della misura 6 del PNRR e parte dalla Regione. Soddisfatto il sindaco Renzo Carraretto, andremo a riqualificare un edificio storico per la nostra comunità dove generazioni intere hanno frequentato le elementari. Adesso lo metteremo a disposizione dei nostri cittadini, i lavori andranno avanti celermente, assicura il sindaco Carraretto. I temi della salute, non solo la salute mentale, soprattutto andrà in scena domani alle 20 all'Auditorium Sant'Artemio di Treviso lo spettacolo teatrale Grano Nero che riporta alla memoria la vita all'interno dei manicomi. Serve per non dimenticare, non dobbiamo mai dimenticarci cosa hanno subito le persone che avevano una malattia psichiatrica o che comunque erano considerate persone fragili. Questo è il messaggio che vuole trasmettere allo spettatore la pièce teatrale Grano Nero in scena al Sant'Artemio di Treviso. È qui che è ambientata la vicenda della protagonista, Alice, una bambina abbandonata dalla madre nel manicomio Sant'Artemio all'età di soli 10 anni. Una storia, la sua, che si intreccia a quella di Catherine, una psichiatra desiderosa di diventare madre, e di Ottavio Mastrelli, direttore della struttura. Una storia molto bella, d'amore, una storia anche di violenze, una storia ovviamente di atrocità che avvenivano all'interno dei siti manicomiali e dove la persona veniva annullata e azzerata, e per fortuna c'erano anche delle storie d'amore. Lo spettacolo teatrale, tratto dal romanzo di Paola Migliaccio, finalista al premio Campiello Opera Prima, riporta alla memoria la realtà dei manicomi, dove in passato, ricorda Benazzi, non venivano rinchiusi solo coloro che erano affetti da malattia mentale, ma anche senza tetto, tossicomani, sbandati, oppositori politici. Dalla riforma della legge Basaglia molta strada è stata fatta nell'assistenza e nel recupero dei pazienti psichiatrici. Oggi invece la presa in carico deve essere per portare fuori dalle sedi chiuse, ma portare le persone all'interno della società, fare un percorso di crescita personale con loro. Questo quindi è l'appuntamento. Noi siamo pronti ad andare a Valdobbiadene, ma subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Valdobbiadene, dove il Prosecco entra in banca. Uno spazio libero, diverso, sembra quasi, mi permetto di dire, un'esposizione di vini, ma in realtà è l'esposizione dei vini di OCG dei nostri clienti. Bottiglie di Prosecco in bella mostra nell'ampio salone adiacente alla nuova filiale. È Valdobbiadene a fare da sfondo al nuovo distintivo concetto di banca. Negli spazi della filiale del credito cooperativo trova posto anche una significativa esposizione di prodotti delle aziende vitivinicole del territorio. Abbiamo pertanto voluto dare ai nostri clienti una vetrina, una vera vetrina dove poter esporre i loro prodotti, perché siamo convinti, oggi si usano termini come sinergia,
come rete, ma io invece intendo come squadra in cui ognuno nel suo ruolo, con le proprie competenze, può lavorare assieme e raggiungere degli obiettivi. Il taglio del nastro a 2 passi dalla centralissima Piazza Marconi, una dimostrazione concreta di vicinanza, dice il sindaco Luciano Fregonese, all'intera comunità. Mettere a disposizione gli spazi per quelle che possono essere le esigenze dei soci, della comunità, del comune, e poi va sempre detto che il commercio locale, il centro soprattutto dei paesi abitati, ha bisogno di essere animato e di vedere spazi occupati, peraltro in maniera bella, così accogliente. L'altro aspetto da sottolineare, conclude Fregonese, è la volontà di mantenere servizi in presenza non solo nei grandi centri, ma anche nelle realtà medie e piccole. È quello che la gente vuole, la credibilità, l'accoglienza, la vicinanza sono tutti dei principi che forse rischiamo di perdere. E noi adesso andiamo a Belluno. A Belluno per parlare dei controlli a tappeto della Guardia di Finanza, ci riferiamo soprattutto al lavoro in nero. Ci sono state delle gravissime violazioni. Quei lavoratori in bilico e senza protezioni sul tetto del fabbricato in Viale Sommariva ad Agordo non erano passati inosservati. Un cittadino, nel giorno stesso dell'avvio del cantiere per la demolizione dell'immobile, aveva scattato una foto e Radio Più aveva raccolto la sua amara riflessione. Ma è questa la sicurezza sul lavoro? Nessuna impalcatura, nessun casco di protezione né imbragatura per i lavori in quota. E intanto continuano a morire nei cantieri. Detto, fatto. I controlli sono scattati immediatamente. Personale della Guardia di Finanza e dello Spisal si sono presentati al responsabile dell'impresa incaricata della demolizione dell'edificio, sede un tempo di una scuola guida e di un negozio di sanitarie e caldaie a pochi passi dalla scuola media Pertile. L'intervento congiunto ha rilevato non solo gravi e plurime condotte omissive a carico di molteplici datori di lavoro e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ma anche di scoprire 2 lavoratori in nero. Il cantiere è stato immediatamente chiuso e ora spetterà alla magistratura di Belluno valutare le contravvenzioni. Ma sul lavoro nero da inizio anno le fiamme gialle del comando di Via Mezzaterra non hanno fatto sconti. I controlli serrati hanno prodotto provvedimenti di sospensione dell'attività presentati all'Ispettorato del Lavoro per un albergo in Agordino che aveva dato lavoro a una cameriera e a un cuoco barista senza contratto. Il titolare è stato denunciato anche per l'impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno. Nel bellunese è stato rilevato l'illecito distacco di un dipendente a società collegata nel settore manifatturiero. Distaccante e distaccatario hanno già corrisposto la sanzione complessiva di 3.300 euro. Sempre in provincia, nel settore della ristorazione, sono stati scoperti 3 lavoratori in nero impiegati in altrettanti esercizi commerciali. Una valanga ha travolto questa mattina 2 scialpinisti che stavano risalendo a piedi forcellati sulla Croda ad Alago a Cortina. I 2, trascinati per una 60ina di metri, sono riusciti a estrarsi dalla neve in maniera autonoma, pur feriti. Un terzo scialpinista è rimasto invece illeso, ma ci racconta tutto sempre Tiziana Bolognani. Una escursione studiata a tavolino, manto nevoso, temperatura, vento, pericolo valanghe di grado moderato, segnava il bollettino dell'ARPAV, ma come ben ripetono gli esperti del soccorso alpino, il rischio in montagna è sempre dietro l'angolo, pure per una guida alpina esperta come Mauro Zannoni, 51 anni, che stamattina accompagnava 2 sci alpinisti della provincia di Ravenna. La meta era Forcella A, di una salita ripida che si affronta con gli sci in spalla nel massiccio della Croda d'Alago ai piedi della Val Formina in Ampezzo. D'un tratto, attorno alle 10:20, un'enorme massa di neve ha travolto, ferendoli, la guida alpina e uno dei 2 clienti, un 47enne di Faenza. Il terzo compagno di escursione è riuscito a rimanere al margine dell'impressionante massa di neve immortalata in uno scatto dal soccorso alpino senza riportare alcuna conseguenza. L'uomo ha lanciato l'allarme e subito si è prodigato ad aiutare i compagni trascinati per una 60ina di metri circa, ma rimasti fortunatamente sulla superficie della valanga dalla quale sono riusciti ad estrarsi. L'elicottero del SUEM è volato verso Croda d'Alago
con l'unità cinofila di Avalanga. I soccorritori hanno subito prestato le prime cure ai 2 sciatori, entrambi con un possibile politrauma ciascuno sono stati trasportati all'ospedale di Belluno, mentre il loro compagno illeso è rientrato autonomamente con gli sci. La superficie della valanga è stata bonificata in via precauzionale per escludere il coinvolgimento di altre persone. Come detto, in questi giorni l'ARPA segnala un pericolo valanghe moderato di grado 2 che diventa marcato oltre il limite del bosco a partire dalla tarda mattinata. Nell'ultimo bollettino emesso mercoledì da Arabba si segnala che con il sole le temperature miti saranno più frequenti e possibili, valanghe spontanee di neve recente alla base delle rocce e lungo i canali e versanti abituali in tutte le esposizioni, che è quanto accaduto puntualmente stamattina nelle Dolomiti d'Ampezzo e che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Aveva 78 anni, di cui quasi 54 da prete. Questa notte verso le 3:30 all'ospedale di Belluno è morto Don Giuliano Fullin, parroco di Borgo Piave, canonico della cattedrale. Originario di Ponte nelle Alpi, di Don Giuliano si ricorda nei suoi primi anni di ministero a Sospirolo e ad Agordo negli anni 70, animatore poi del gruppo parrocchiale della CR e di numerosissimi campeggi giovanili a Gosaldo. Allievo del compianto Don Lorenzo dell'Andrea, Don Giuliano ha offerto il suo sapere per la diffusione della liturgia. Il suo ultimo articolo per il settimanale diocesano L'Amico del Popolo, che è giunto oggi nelle case dei bellunesi, Don Giuliano invita a celebrare i riti pasquali come una sinfonia. Il vescovo Marangoni con il collega emerito Giuseppe, presbiterio e diaconi hanno fatto giungere ai familiari e ai parrocchiani di Borgo Piave la propria vicinanza. Luogo e data dei funerali non sono ancora stati indicati. Voltiamo decisamente pagina, parliamo delle giornate del FAI presentati a Feltre, i luoghi scelti quest'anno per la provincia di Belluno. 23-24 marzo, giornate FAI di primavera presentate in sala giunta nel municipio di Feltre, e visto che la mission del FAI è curare il patrimonio raccontandolo, il primo racconto è che finalmente il municipio è senza la gru. Saranno 750 i luoghi visitabili in 400 città. Per la provincia di Belluno il 2024 vede interessate Feltre ed Agordo. Abbiamo scelto Feltre ed Agordo. A Feltre è un ritorno perché c'eravamo già stati nella prima edizione delle giornate FAI di primavera 12 anni fa. E Agordo anche si tratta di una riapertura di Villa Crotta dei Manzoni, che era stato un grande successo, tanto che molte persone non avevano potuto entrare. Verranno in queste giornate di FAI di primavera aperti i luoghi, San Vittore è aperto già, però viene valorizzato attraverso questa visita, e anche il Casel di Cellarda, di cui siamo felicissimi perché appunto rientra in una frazione, e quindi nell'ottica di valorizzare anche tutti quei siti, quei tanti siti che abbiamo nelle frazioni, che quindi attraverso questo gruppo potranno essere aperti, valorizzati, conosciuti. Il santuario dei Santi Vittoria e Corona è sempre visitabile, ma ne saranno aperti spazi normalmente chiusi. Diverso il caso di Villa Crotta dei Manzoni, che è privata, e diverso ancora il caso della chiesa di San Benedetto, che è aperta per la celebrazione della messa 2 volte al mese, mentre il recuperato Casel di Celarda è un po' il luogo di incontro della piccola comunità che lo ospita. È davvero tutto, vi ricordo l'appuntamento con il processo a Vecia fra pochissimo, subito dopo il meteo. Restate quindi con noi, ci colleghiamo con Lucio Zanato fra pochissimo e inizia il racconto di una grandissima serata. È tutto, a voi buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'alta pressione si indebolisce e non è da escludersi il passaggio di una veloce e debole perturbazione atlantica. Il dettaglio di venerdì 15 marzo. Sul Veneto avremo qualche nebbia di mattina, specie in pianura, ma lascerà presto spazio al sole. Nel pomeriggio, tuttavia, il cielo sarà più nuvoloso, poi nella notte saranno possibili anche dei piovaschi. Le temperature saranno in lieve aumento, minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 14 e 17 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in prevalenza soleggiato, nuvolosità però in aumento dalle ore pomeridiane con cielo a tratti coperto. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, avremo schiarite alternate ad annuvolamenti con possibili deboli precipitazioni a partire dalla sera. Temperature minime sugli 8 gradi, massime intorno ai 17-19 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.